Amici bellini! E poi sono un po' pigro, quindi non mi voglio mettere in postazione. Che è successo? Però devo fare un po' di... non lo faccio, perché vi devo mostrare un video. Iscrivetevi al canale, se no non faccio i video dalla postazione e vi viene mal di testa perché cammino. Lasciate un like per questo mondiale, o perché, insomma, non ci interessa, perché non ci interessa. Da tifosi del Napoli ci interessa relativamente, da tifosi italiani ancora di meno, però ci sono gli upset. Che cosa sono gli upset? Sono quei risultati che non ti aspetti. Ecco, devo per forza farlo così, come si fanno le foto, i selfie, perché altrimenti è brutto. Non sei brutto, sei solo povero. Il Belgio, allora prima di tutto il Belgio che va fuori, i 4 gol di Lukaku, che sono 4 gol mancati in effetti, proprio a tutti gli effetti. Tu abbassati di volume perché stanno parlando di cose, perché dobbiamo parlare il Belgio, vabbè, poi il gol del Giappone che viene contestato da tutti e la situazione particolare della Germania e della Spagna, perché allora andando con ordine, il Belgio clamoroso, vabbè, loro se lo aspettavano, hanno fatto mea culpa, che sono vecchi e dovevano giocare meglio. Ah, vedi, fanno vedere, io non posso far vedere, perché sennò la FIFA stanno come i pazzi. Ma da questo replay secondo me si vede bene, ragazzi. È inutile che fate, con la tecnologia così, deve superare tutta la linea, tutta la palla. E anche se è un millimetro, un pelo, non importa che voi vedete il verde, non importa. Ci sono stati gol anche in Serie A dove si vede poi con la tecnologia, fanno la simulazione della palla così e la palla è praticamente tutta dentro e non è gol. Capita, così bisogna accettare la tecnologia. Questi sono i palloni che si caricano come i telefonini, i palloni del mondiale. Se poi non lo vogliamo accettare, non lo accettiamo. Qual è il problema? Siamo liberi. Questa è la libertà e la bellezza di tutte queste cose qua. La libertà. Puro pappavallo là da provare. Alcuni invece no, la libertà non la dovrebbero avere perché si parla di cose gravi, di reati. Ragazzi, io non posso fare un terzo video sulla cosa della Juve perché diventa ripetitivo, però ci sono tante novità, perché c'è la UEFA che interviene, ci sono le intercettazioni. Se qualcuno avrà voglia, io sono stato ospite a Canale 8, magari domani faccio un recap, vediamo un pochino, perché si è parlato e avevo ragione io. Il like lo dovete lasciare per me, perché per una volta chi si loda si imbroda, però io ho visto lungo proprio nel breve, perché nel video di ieri io vi ho detto Iervolino della Salernitana ed oggi Iervolino della Salernitana difende Gravina e difende la Juve. Attenzione! Quindi l'ho letta proprio prima degli altri. Su questo non voglio sapere niente, me ne dovete dare atto. Ma torniamo al calcio giocato, che è più leggero e fa più ridere. Insomma, il Belgio e vabbè. La Spagna, praticamente con il regolamento di questa cosa, e l'abbiamo visto anche con la Polonia e il Messico, che ad un certo punto la Polonia preferiva non prendere cartellini perché se i criteri sono tutti a parità vince il fair play, quindi con meno cartellini passi tu, e quindi addirittura conveniva non far fallo. Vi rendete conto dell'assurdità della cosa? Poi vabbè, è arrivato il gol dell'Arabia Saudita che spariglia un pochino, ma conveniva non far fallo. Oggi praticamente alla Spagna conveniva non far gol per una serie di cose assurde che si sono capitate, perché se la Spagna avesse pareggiato, vedete bene come la cosa con il Giappone, avrebbe qualificato la Germania, quindi sarebbe passata Spagna e Germania, eliminando il Giappone, perché non conta che il Giappone, cosa assurdissima, cioè a parità di punti il Giappone che ha battuto la Germania doveva meritare lei, e invece non sarebbe stato necessario abbastanza, perché contano prima i gol fatti, e la Germania, che è mai doma e che escono e va bene, però mai sottovalutarle così, che vanno pure in svantaggio con la Costa Rica,
recuperano, si mettono fanno quello che devono fare e segnano abbastanza gol quindi avevano più gol del Giappone. Quindi la cosa incredibile è che nel finale di partita, dove il Giappone fa una difesa che però non è una difesa della Polonia, guardiamoci nell'anima, la Polonia si difende, boom, sto pallone a Lewandowski senza manco provarci. Il Giappone è interessante, sono tutti questi piccoli ragazzotti con i capelli tinti che però corrono, sono veloci, hanno una tecnica non eccezionale ma discreta, almeno per fare qualche 1-2. Il Siena, ecco, lo Spezia, no il Siena, lo Spezia. Quindi alla Spagna non conveniva pareggiare. Pensate un po' che cosa assurda, perché comunque è meglio eliminare una Germania, che poi quando il gioco si fa duro sono più potenti, di un Giappone che magari adesso è la favola, ma vediamo cosa succederà. Non conosco gli accoppiamenti e me li potete dire voi nei commenti se si sanno già oppure se si deve aspettare. Quindi non so se c'era una convenienza per la Spagna di arrivare prima o seconda come è arrivata. Però il Giappone è una bella favoletta ed è pazzesco vedere l'altra partita dove il Costa Rica soffre e si dispera alla fine e la Germania che vince anche soffre e si dispera alla fine. Quindi questi sono i vari upset, anche il Marocco che arriva prima in quel girone è abbastanza clamoroso, perché tra Croazia, che comunque sì, hanno dei giocatori un po' anzianotti, ma hanno dei giocatori di tutto rispetto, e il Belgio tu ti aspettavi e invece no. Bello. Questo almeno è bello, è divertente vedere tutti questi upset, gli underdogs che si impongono sulle squadre più blasonate. Chissà se la preparazione sta facendo la motivazione principale di questi upset è una questione di preparazione fisica, perché alcune squadre si sono potute preparare meglio, forse si sono potute dedicare in vista del mondiale, e altri giocatori che invece giocano nei campionati importanti devono anche rispettare quelle che sono le tabelle dei propri club, e quindi non è che ti puoi mantenere. Poi quel voler vedere male che ogni tanto noi con Anghissà, per esempio, se sta mantenendo il mondiale, l'abbiamo visto non brillantissimo anche con la sua nazionale, quindi era veramente da attribuire a quell'infortunio che ebbe, e non guardiamo male almeno sui nostri. Poi su altri possiamo guardare male, li possiamo supercazzolare, quelli della Consob. Non vorrei ritornarci sul discorso, però se ne parlerà inevitabilmente, perché adesso si vuole tornare al 2018, si pensa a scudetti retroattivi, Grassani ha detto che la Juve potrebbe rischiare questo e Maria Stella, ma ha detto quello che potrebbe, ma potrebbe anche no, perché poi dipende tutto da una serie di valutazioni che si dovranno fare anche in sede di tribunale. Non ci credo e non ci spero nemmeno, onestamente, perché la mia riflessione finale sulla questione è che Sarri lo scudetto a Napoli non se lo deve meritare più. Noi ce lo meritiamo come tifosi, ce lo siamo meritati, quei giocatori se lo meritavano, ma Sarri no. Sarri se n'è andato alla Juve, il suo scudetto lo ha vinto là, se lo deve, l'unico scudetto della sua carriera. Non so se era contento di stare lì, se mentiva a noi o se ha mentito a loro, ma l'unico scudetto della carriera di Sarri deve essere con quelli là. Uno scudetto brutto, uno scudetto senza colore, senza gioia collettiva. Non se lo merita, anche retroattivo quello col Napoli, noi ce lo meriteremo, ma io voglio questo qua di quest'anno. Ci tengo moltissimo, voglio questo di quest'anno con la freschezza, con i conti a posto, con le cose fatte bene anche dalla società, cose rischiose, rinuncia dei giocatori, però se non te lo puoi permettere a bilancio lo vendi e poi rischi, e se sei bravo va anche meglio. Spalletti ha meno gatte da pelare, giocatori con meno personalità da gestire, fa lui il leader e gli altri si adattano. A me piacerebbe vincerlo quest'anno, non so cosa voi ne pensate. Da New York, Valerio Fu dal letto praticamente di New York, Valerio Fu no, ma sto bene, non è che, però sono un po' pigro, sono stato in televisione fino a poco tempo fa, non ha importanza. Il che fare.
Ci vediamo presto, però state tuned, iscrivetevi al canale, vi siete dimenticati i like. Viva lo sport pulito!